Oggi ricorre il 31esimo anniversario della strage di Capaci, era il 23 maggio del 1992 quando morirono lungo la nota arteria autostradale siciliana il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro a seguito di un attentato mafioso. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deposto questa mattina una corona d'alloro nel parco intitolato ai giudici Falcone e Borsellino nel quartiere Montagnola a Roma. 31 anni dalla strage di Capaci, ha detto Meloni, che coincide con la giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa. Desidero ricordare tutti quegli eroi, servitori dello Stato, che non si sono piegati davanti ad alcuna minaccia o intimidazione, dedicando la loro vita alla lotta contro la mafia per la libertà dell'Italia e degli italiani. Una cerimonia anche a Palermo in ricordo della strage di Capaci, all'interno e all'esterno dell'aula bunker del Luciardone, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche in Consiglio regionale in Friuli Venezia Giulia non sono mancate le prese di posizione. Oggi ricordiamo una delle pagine più nere della nostra storia, con commozione, gratitudine e massima fermezza nella condanna ed estrema determinazione nell'assumere condotte improntate ai valori dell'onestà e della libertà, ha detto Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia proprio in Consiglio regionale. Anche Furio Onse, il consigliere regionale di Open Sinistra Friuli Venezia Giulia, oggi ricorre il 31esimo anniversario della strage di mafia, dice, nella quale persero la vita servitori dello Stato che meritano la nostra riconoscenza perenne. La mafia, ha detto Onsel, non è stata però ancora eliminata dalla nostra società, non c'è modo migliore per onorare la loro memoria che continuare nella loro azione in qualunque ambito si operi. E a proposito dell'attentato del 23 maggio del 92 siamo in collegamento con Raffaele Padrone, che è dirigente sindacale dell'FSP Polizia di Stato, perché c'è l'importanza chiaramente di ricordare quanto accaduto, di celebrare insomma il lavoro del giudice Falcone, della moglie Francesca Morvillo. Anche lei era un magistrato, ma anche gli uomini della scorta e tra l'altro Raffaele Padrone, li citavamo prima, conosceva molto bene Rocco Di Cillo. Quindi Padrone, la giornata da un lato, ma anche il ricordo di un collega, di un poliziotto, a memoria anche di tutti quei poliziotti che nel corso della storia hanno perso la vita mentre stavano facendo il proprio lavoro. Ben trovato. Ben ritrovato a lei e ai telespettatori. Beh, lei diceva perfettamente e correttamente un ricordo oltre al collega, perché c'era un'amicizia che legava tutta la decima unità, questa era chiamata la decima unità del 1986 a Bolzano, e nella nostra camerata c'era anche questo Rocco, questo grande collega, soprattutto per la sua umanità, e la sua umanità l'ha portato a morire, l'ha portato a morire perché sappiate che per una grande fatalità Rocco decise di sostituire un collega quella giornata e saltò in aria al posto di un altro collega. Quindi pensate anche quanto umano era questa persona, questo collega che mai diceva di no. D'altronde, come no, dicono sempre tutti i colleghi che affrontano giornalmente questa attività di servizio. Quindi oggi ricordo il collega, ma ricordo un amico e soprattutto mi associo alle parole chiaramente delle istituzioni regionali a quelle nazionali, ovviamente una mafia che purtroppo non è stata sconfitta, ma una mafia che ha avuto con questo episodio una, una grande spaccatura. Pensiamo che subito dopo, con il pool antimafia creato dal grande procuratore Caponnetto, di cui facevo parte della scorta, quindi conosco perfettamente anche questa situazione, e grazie a questa operazione si riuscì a iniziare a smantellare. Potevano uccidere il giudice Falcone in qualsiasi momento quando era a Roma per il suo lavoro, però la mafia ha voluto colpirlo nella città, nella sua città. E Che questo anno è era, stata. Padrone, mi scusi, che anno era gli anni che ricordava quando insomma ha conosciuto Rocco Di Cillo? Perché l'attentato del 92 e Eh, lei par- era in parliamo, stanza? Ah, parliamo, parliamo del 1987, ah, quando eravamo insieme a Bolzano.
abbiamo fatto 9 mesi insieme, 9 mesi nella stessa camera, 9 mesi nella stessa unità e 9 mesi che ci legavano in un'amicizia, insomma, come tutti i camerati che vanno a far servizio insieme. Certo. Lui purtroppo a maggio del 2022 doveva andare in pensione e non ha visto la pensione. Chiaramente 35 anni, oggi avrebbe avuto 60 anni, non ha goduto della sua pensione. Questo è un altro dispiacere che purtroppo chi fa questa attività capisce bene, direttore, non può pensare a domani mattina. Si pensa al momento, si pensa alla giornata. E quello che dico io è che quando viene ricordato questa strage o quando viene poi ricordata la strage che ci vedrà fra qualche mese, quella del giudice Borsellino, vengono ricordati immediatamente anche i colleghi Chiaro. deceduti con loro, gli angeli custodi così chiamati. Ed è una cosa che fa rivivere e fa sperare e fa bene, perché per noi poliziotti molte volte, vedete, si pensa magari alla personalità, non si pensa che a fianco c'è uno che guarda la vita e gli guarda veramente la sua sicurezza, ma gli guarda la vita. Quindi ricordarlo fa sempre tenere in vita e a memoria anche per i loro familiari questa giornata che purtroppo per loro è sicuramente una giornata triste che ricorderanno per tutta la vita. Ed è un Speriamo che dovere per noi, insomma, anche ricordarlo. sì, speriamo che per noi non sia dimenticato, per noi cittadini comuni non sia Certo. dimenticato. Non venga dimenticata questa strage, ma soprattutto i nomi dei colleghi deceduti in quelle giornate. Grazie Raffaele Padrone, ovviamente per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie direttore. Continuiamo il telegiornale, cambiamo argomento, andiamo in consiglio regionale a Trieste perché